Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amatissimo Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenerti un passo avanti con tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di addentrarci in questo tema bollente, lascia il tuo like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che arriva ora promette di muovere il mercato e il cuore della tifoseria napoletana. Palla da calcio fuoco. Il nome di Federico Chiesa è tornato, e questa volta con forza totale. Secondo le informazioni rivelate dal giornalista Emanuele Cammarotto, in un editoriale per napolimagazine.com, l'attaccante italiano è rientrato nel radar di Antonio Conte e di Aurelio De Laurentiis, riaccendendo una trattativa che sembrava ormai sopita. L'allenatore ha sempre nutrito una grande ammirazione per il giocatore, e la dirigenza crede che possa essere il rinforzo pesante ideale per dare una spinta decisiva alla squadra nella seconda metà della stagione. Cammarotto ha rivelato un dettaglio che cambia completamente lo scenario: Chiesa, che fino ad oggi aveva rifiutato tutte le proposte del Napoli, avrebbe finalmente mostrato segnali di apertura. Dopo una lunga attesa per un'opportunità definitiva in Premier League, il giocatore sembra essere arrivato a un momento di riflessione sul proprio futuro. I prossimi giorni saranno importanti, forse decisivi, ha dichiarato il giornalista. Il Chiesa si sta rassegnando all'idea di lasciare il Liverpool e l'Inghilterra. Ha capito di aver aspettato troppo e che non c'è spazio per lui per essere protagonista con la concorrenza che c'è ad Anfield Road. Il Napoli, cogliendo questo cambiamento di atteggiamento, si prepara ad agire. Secondo Cammarotto, il club starebbe valutando una proposta di prestito con opzione di riscatto fissata tra i 15 e i 16 milioni di euro. Una formula che permetterebbe di testare l'adattamento del giocatore e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio finanziario. L'idea è chiara: Conte vuole rinforzi di impatto, ma all'interno di una strategia sostenibile. Cammarotto ha inoltre smentito le voci su una presunta proposta di scambio con Bukema, spiegando che tale ipotesi non ha senso né dal punto di vista tecnico, né da quello finanziario. Il Napoli ha infatti investito circa 30 milioni di euro sul difensore olandese la scorsa estate, e scambiarlo per un calciatore valutato la metà sarebbe considerato un danno economico inaccettabile. Per questo motivo, il focus resta su una trattativa diretta, senza coinvolgimento di altri giocatori. Nei retroscena filtra ottimismo. Lo stesso Chiesa, nonostante le difficoltà recenti in Inghilterra, è in piena forma fisica e tecnica. E Conte è convinto di poter riportarlo ai livelli migliori, quelli che incantarono l'Italia durante l'Europeo del 2020. L'allenatore vede nell'attaccante non solo un rinforzo, ma un elemento chiave per aumentare l'intensità offensiva della squadra, soprattutto sugli esterni. Un aspetto in cui il Napoli sta ancora soffrendo in questa stagione. Tutto lascia pensare che le prossime settimane saranno decisive. Il Napoli vuole posizionarsi con decisione e, se l'apertura di Chiesa dovesse essere confermata, il club potrebbe mettere a segno una delle sorprese più grandi della finestra invernale. L'operazione è complessa, ma non impossibile, e la volontà del giocatore, ora, può essere il fattore decisivo per sbloccare la trattativa. E adesso vogliamo sapere da te, tifoso azzurro: approveresti l'arrivo di Federico Chiesa al Napoli? Credi che possa essere il nome giusto per dare nuova vita all'attacco di Conte? Lascia la tua opinione qui nei commenti e partecipa al dibattito. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo dai retroscena, sostieni il canale con un super thanks. Cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amatissimo Napoli. Forza Napoli!